Il nubifragio, con grandine e vento che si è abbattuto sul Bassanese, ha lasciato il segno. Interi quartieri di Bassano sono stati allagati, in particolar modo nella zona sud della città. La combinazione pioggia-grandine ha rapidamente ostruito i tombini, formando veri e propri ruscelli ai bordi delle carreggiate e mandando in tilt il traffico. Particolarmente colpiti via Monsignor Negrin, quartiere Firenze, Cabaroncello e la zona del quartiere Santa Croce, dove sono stati allagati garage e cantine. Siamo in via Mozart, qui i danni del maltempo sono stati consistenti, soprattutto perché l'acqua da una zona poco lontana è defluita in quest'area. Che cosa è successo ieri? A un certo punto vi siete ritrovati con quasi 30 centimetri di acqua. Con un lago, praticamente sembrava l'Emilia-Romagna. Qui il problema è legato ai tombini ostruiti dai rami, dai detriti dei cipressi o addirittura completamente asfaltati, impedendo così all'acqua di scaricarsi nella falda, dirottandola proprio in via Mozart a causa di una pendenza del terreno. Eravamo fuori con scope, con rastrelli, eccetera, a cercare di liberare i tombini da tutto il materiale che defluiva dal viale dei cipressi. È un problema che avevamo fatto presente anche all'amministrazione comunale qualche anno fa, che succedeva questo particolare. Non si è mosso niente ed è opportuno che qualcuno intervenga, che l'amministrazione comunale, che è stata richiamata ancora qualche anno fa, si dia da fare. Quando hanno asfaltato il piazzale c'era anche uno del comune dell'ufficio tecnico. Io ho detto abbassati di 2-3 centimetri in modo che l'acqua venga sparpagliata in tutto il piazzale. E quello del comune mi ha detto: cosa vuole sapere lei? E mi ha mandato via. È venuto dentro tanta acqua così, nella taverna, nel garage, dappertutto è scantinato. E così oggi si contano i danni, ma soprattutto si lavora per prevenirne altri. Se noi i tombini si otturano e se non provvediamo noi l'acqua si alza e siccome abbiamo i garaggi, se l'acqua va giù i danni sono enormi.